Buongiorno cari nonni, tutto bene? Io sono Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, insieme a Brenda. Brenda, vi voglio raccontare delle nostre vacanze, dove abbiamo passato delle splendide giornate. Siamo andate in Val d'Arigna, che è una valle della Valtellina in provincia di Sondrio, e in questo paesino sono nate la mia nonna e la mia mamma. Fin da piccola sono sempre andata in montagna con la mia nonna. Trascorrevo tutto il periodo estivo in questa bellissima località, dove si possono fare tante camminate in mezzo alla natura, agli alberi e al verde, a ricaricare le energie ed avere un'immensa sensazione di pace. Questa valle è attraversata da un torrente, l'acqua è gelida. È l'unica che ha il coraggio di fare il bagno. Indovinate, nonni, chi può essere? Questa passeggiata porta alla Fonte dei Malati. Mentre questa località si chiama Forni e si raggiunge attraverso una bella camminata e dove si trova questa diga e questa bella chiesetta. Questa valle è composta da una serie di piccoli abitati ed è famosa per i pezzotti, li faceva anche la mia nonna. Si tratta di tappeti variopinti realizzati in diverse dimensioni che nascono dall'esigenza di sfruttare tutto ciò che in quei tempi di povertà si aveva a disposizione. Vecchi tessuti, magari anche abiti non più utilizzabili, vecchie stoffe che venivano tagliate a striscioline e tessuti nei telai con filo di canapa. Ora, invece, nonni,
vi faccio venire l'acquolina. Caratteristica di queste zone è la cropa, un tipo di polenta cucinata con farina di grano saraceno, panna, patate e cubetti di formaggio. Vi assicuro una bontà. È arrivato il momento di salutarci e, come sempre, vi lascio con una frase citata da Fabrizio Caramagna. Ho preso il mio silenzio e ci siamo seduti in cima a una montagna. Qui c'è un dipinto dovunque ti giri e una luce che apre l'anima. Vi saluto anche questa volta, mando a tutti un abbraccio da parte di Elena e Brenda.